Buongiorno Notizia. 9.50, buongiorno Notizia, è il momento del nostro ospite. Oggi anzi sono due ospiti, si tratta di Carmelo Barbagallo dell'USB Vigili del Fuoco e di Carmelo Nasello, USB Precari. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno. Ci ritroviamo a distanza di tempo per parlare dei tanti problemi che interessano il vostro corpo, il corpo dei vigili urbani. Siamo naturalmente reduci da un'emergenza, quella del terremoto di venerdì, tra venerdì e sabato scorsi, e nasce anche l'esigenza, che viene rilanciata, di rimpolpare il nucleo cosiddetto SOT, sezione operativa terremoti. Di cosa si tratta, Carmelo Barbagallo? Sì, diciamo che i Vigili del Fuoco negli ultimi anni, dopo la spending review incondizionata che sarebbe il riordino per i Vigili del Fuoco, purtroppo ha visto lo smantellamento di tanti nuclei per la carenza di organico. Catania per eccellenza era la sezione operativa terremoti per la regione Sicilia. Negli anni purtroppo è stato smantellato e l'attrezzatura che avevamo, anche se poca, non è più idonea, dovrebbe essere rimpinguata. Quindi oggi il nucleo non c'è più, effettivamente. Esattamente, abbiamo un nucleo user che opera sulla ricerca sulle macerie, però allo stato attuale non è totalmente completo e l'attrezzatura che abbiamo è anche, diciamo, in disuso, ma abbiamo pochissima attrezzatura. In una terra altamente sismica sarebbe invece opportuno rinforzare questi nuclei. Sì, oltre a rinforzare questi nuclei, fare arrivare anche mezzi idonei, perché abbiamo dimostrato, da anni denunciamo questa criticità su Catania e sulla Sicilia per la questione sismica e idrogeologica di dissesto ambientale. Abbiamo visto negli ultimi 10 giorni che abbiamo avuto Zorbas, che è stato quel piccolo maremoto che abbiamo avuto nelle coste siciliane, che ha fatto non pochi danni. Poi abbiamo avuto l'alluvione, le due alluvioni di 2 giorni consecutivi. Anche lì siete intervenuti. Esatto. E poi la scossa di terremoto, che è stata lievissima fortunatamente, che ha creato tantissimi danni anche nelle ore notturne, che se fosse stata nelle ore diurne per il centro dove era situata poteva creare non pochi problemi, anche danni anche alle persone. Esattamente. Un problema che voi denunciate da tempo, quello della mancanza di personale e di mezzi, che però nonostante i ripetuti appelli non si risolve ancora. Anzi, è andato anche a scemare e a peggiorare. Si sono stati fatti tanti proclami per le assunzioni da parte del ministro degli interni Salvini, però allo stato attuale questo non è avvenuto, sono state, diciamo, esigue le risorse. Altra cosa scandalosa, che il distaccamento di Palagonia, quasi pronto per la consegna, è fallita la ditta e questo distaccamento potrebbe rimanere una chimera. È situato in una zona importantissima. Quindi i lavori si sono fermati. In questo discorso inneschiamo anche quello di Carmelo Nasello dell'USB Precari, appunto perché ci sono tanti vigili del fuoco precario che aspettano di entrare in servizio ma che sono impossibilitati. Esattamente. Ma sono tanti che insomma aspettano da 25, da 30 anni come il suo caso, come nel mio caso, e di essere stabilizzati finalmente, insomma di poter dare vita a questo corpo in maniera integrale, e invece siamo stati sempre in maniera discontinua e quindi, diciamo, utilizzati alla bisogna, ecco, diciamo anche così. Perché voi non vi arrendete, rimanete comunque a disposizione e attendete una chiamata. Assolutamente sì, assolutamente. Diciamo che è diventata una nostra pretesa, in quanto noi ci siamo sempre stati e ci siamo sempre più convinti. Abbiamo semplicemente da attendere questo famoso decreto, perché nell'ultima legge, la risoluzione Fiano nel 2017, ne abbiamo parlato. Esatto, è stata evasa anche non ci sono novità però. Assolutamente, anzi nell'ultimo discorso, diciamo, che abbiamo appreso dal ministro diciamo Salvini. Dal ministro Salvini, diciamo che la nostra situazione, cioè i famosi precari storici, non ne ha assolutamente menzionato. Si parla però dell'esigenza, della volontà di potenziare con... Assolutamente sì, con le parole sono veramente grandi maestri. Quindi si potrebbe attingere al vostro serbatoio. Immediatamente, noi già siamo pronti, siamo allenati, siamo pronti e siamo anche vestiti, perché di questo parliamo, quindi siamo pronti per entrare in azione. Con Carmelo Barbagallo e Carmelo Nasello dell'USB Vigili del Fuoco rimaniamo in studio, tra poco approfondiamo questa materia particolare. Buongiorno Notizia.
8 minuti dopo le 10 siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Buongiorno Notizie e siamo in studio ancora con Carmelo Barbagallo e Carmelo Nasello dell'USB Vigili del Fuoco. Stiamo parlando delle problematiche che interessano il corpo ormai annose, quella del personale mancante e dei mezzi che dovrebbero essere rinnovati. A tal proposito ci sono due manifestazioni in programma, una domani, un'altra invece nazionale il 20 ottobre. Sì, domani è stato indetto uno sciopero regionale per la Sicilia per risolvere le problematiche che dovrebbero essere, diciamo, pane quotidiano, quali le assunzioni del personale, rimpinguare tutte le sedi siciliane, ma soprattutto Catania che ha una carenza di 128 unità, ripetiamo. Cioè 128 ne mancano. Solo a Catania sì, in tutta la Sicilia 500. Assumendo i precari e gli idonei ai concorsi pubblici, quali 814 e 250. Altra cosa sono le nostre economie. Ricordiamo che ancora c'è il problema dei buoni pasto da circa 7 mesi. I lavoratori devono percepire questi soldi e sono non indifferenti. Altri problemi sono le attrezzature e tutto quello che già sappiamo. Dicevamo prima, ci sono anche persone, oltre al problema di Carmelo Nasello, che è precario da tanti anni, che hanno vinto il concorso e che aspettano ancora da anni una chiamata. Esattamente, quali l'814 che è 10 anni che è aperto e a fine anno dovrebbero chiudere il 250 con un nuovo, diciamo... Questi numeri sono i numeri dei concorsi, sì, no? È il testo del bando che Ecco. poi si protraggono, diciamo, si allungano a 3.000, a 4.000 persone, che è il 250, che sono ragazzi di giovane età che negli anni potrebbero essere la colonna portante dei Vigili del Fuoco. Carmelo Nasello, dicevi, voi siete sempre pronti ad affrontare l'emergenza e ad attendere una chiamata, nonostante non siete più giovanissimi, però basterebbe soltanto una visita di idoneità e poi siete addestrati. Sì, anche perché giornalmente ci addestriamo per conto nostro, a spese nostre, perché chi ha intenzione di fare questo lavoro è normale, è chiaro che bisogna allenarsi e bisogna formarsi, aggiornarsi. Esatto, in maniera privata, in cui si hanno dei costi da sostenere, e chi come me, essendo un disoccupato purtroppo, ahimè, ma comunque ha un costo da affrontare. Da quanti anni precario, ricordiamolo? Sì, appena 29 anni. Per cui già mi manca anche la voce quando lo dico, perché comunque c'è una sofferenza, ma a prescindere da questo noi siamo agguerriti, ecco, voglio utilizzare non vi rassegnate. Assolutissimamente no, ma ci mancherebbe, non molleremo mai affinché c'è vita c'è speranza. Noi ci crediamo, abbiamo scelto di fare questo lavoro, lo abbiamo scelto da giovanissimi, proprio perché insomma siamo nati per fare questo. Sì, per noi non è quasi quasi neanche più un lavoro, non lo è stato mai, è aiutare chi in quei momenti drammatici hanno veramente bisogno, quindi aiutare a queste persone, chiunque. Stride appunto questo fatto che nonostante le vostre problematiche, nonostante la lunga attesa, la passione non vi è passata. Assolutamente, questa è nata con noi e morirà con noi. Sarebbe da premiare almeno questo, no? Ma a noi non interessano più oggi le pacche sulle spalle, le parole bellissime. Non vi servono più. Assolutissimamente, anche perché non serve alla gente, alla popolazione. La popolazione ha bisogno di manovalanza, di persone che davvero in quegli istanti di grossi panici, di grosse problematiche, c'è qualcuno che può immediatamente sollevare. Un ruolo che tra l'altro vi è riconosciuto, Carmelo, perché comunque la figura del Vigile del Fuoco, lo ha detto di recente anche il ministro Salvini, è importante, no? Sì, noi a tale proposito vorremmo ribadire alla politica: noi non ve lo possiamo più permettere di darci le pacche sulle spalle, non vi possiamo più permettere di dire faremo, diremo, non sapevo. Ci vogliono i fatti. Esatto, vogliamo i fatti, perché il territorio italiano è molto debole, lo si è dimostrato in questi anni. Ora sta toccando alla Sicilia, ci vuole un intervento serio sia sulle infrastrutture, sulle scuole, ma anche sulle nostre caserme. Non ultimo il distaccamento sud, con quelle 2 bombe d'acqua si è allagato, i soccorritori si sono dovuti autosoccorrersi. Quindi un paradosso, i Vigili del Fuoco che soccorrono loro molto stessi. Molto paradosso. Ringraziamo Carmelo Barbagallo e Carmelo Nasello con un po' di amarezza per il vostro intervento, perché avete parlato di problemi seri, concreti e grandi che rimangono irrisolti da anni. USB precari e USB Vigili del Fuoco, nella speranza che presto si possano risolvere queste problematiche che avete lamentato oggi. Grazie. Buongiorno Notizia prosegue, siamo ormai addirittura
addirittura d'arrivo, le ultime notizie e poi le previsioni del meteo. Restate con noi.